L'elisuperficie dell'ospedale San Giovanni e Paolo di Venezia è la prima elisuperficie in centro storico della città lagunare. Anche questo è un esempio di come la sanità funziona in Veneto. Ma è anche del fatto che noi la parola la manteniamo. Avevamo promesso ristrutturazione della sanità della città storica e lo stiamo facendo. Siamo coscienti del fatto che abbiamo due fattori importanti. Primo, che i cittadini hanno tutti diritto, da nord a sud, da est ad ovest, in Veneto, di essere curati nella maniera migliore e uguale per tutti. Due, che Venezia è anche una vetrina internazionale che non si può permettere figuracce, per cui oggi possiamo dire che per la prima volta nella storia c'è un'elisuperficie, l'abbiamo realizzata noi, se questa è una colpa. Lei si è sempre battuto per i costi standard, la famosa siringa che costa 6 euro qui e costa molto di più nel resto d'Italia. Con i costi standard è riuscito anche a ottenere la Regione Veneto come benchmark per la sanità a livello nazionale. Beh sì, è una partita che ci dà soddisfazione pensare che quel pasto che costa 6,5 euro qui e costa 60-80 euro in giro per l'Italia costerà 6,5 euro anche in giro per l'Italia, vuol dire dare un'indicazione, fare un esempio, cioè essere un punto di riferimento. Detto questo, dico anche che i costi standard, che ancora a livello nazionale non sono visti bene, perché vuol dire a molti dovranno rinunciare a tanti privilegi, prima o poi saranno una necessità. Quindi, come mutuando le parole del Capo dello Stato, non saranno più una scelta ma una assoluta necessità. Come riuscite qui in Veneto a far quadrare i conti del bilancio della sanità? Siete riusciti anche a ottenere 60 milioni in più rispetto all'anno scorso? Ma perché siamo virtuosi, perché cerchiamo di fare in modo che gli sprechi siano ridotti al minimo. Dico ridotti al minimo perché poi la macchina sanità è una macchina grande, una macchina con 75 ospedali, 94.000 dipendenti, 2 milioni di accessi di cittadini ammalati o forse potenziali ammalati che entrano dai pronto soccorso, che danno vita a 13 milioni e 700 mila prestazioni. In una macchina del genere, se tu hai il controllo della spesa, riesci a ridurre l'osso gli sprechi. Se fai tanto paga pantalone, come accade in giro per l'Italia, gli sprechi poi vengono fuori e i conti si vedono. 4 regioni del sud hanno un buco di 5 miliardi della sanità. C'è attenzione anche al malato, questa umanizzazione, e parte un progetto di assistenza nei pronto soccorso e anche nei CUP. Lei dice bene, la sanità, al di là dei protocolli, dei professionisti che sono eccezionali, di molte leadership che noi abbiamo come sanità a livello nazionale e internazionale, diciamo che poi alla fine l'umanità è il grande differenziale, perché noi non abbiamo un prodotto che è un prodotto misurabile, freddo, meccanico, ci occupiamo della salute dei cittadini. I cittadini a volte sono molto malati, a volte meno ammalati, a volte sono ipocondriaci, a volte non lo sono, e lì ci vuole qualcuno che viva la sua professione come una missione. Ma è il caso di dirlo, non a caso quando un medico si laurea fa il giuramento a Ippocrate, quel giuramento è chiaro, no? Cioè tu lo fai perché per te è una missione. Come avete risolto il problema, se l'avete risolto, delle liste d'attesa? Beh, lavorando con gli ospedali aperti di notte, aprendo il lunedì, il mercoledì, il sabato e la domenica dalle 20 alle 24. Gli ospedali, quindi macchine, lavorano di più e i risultati si sono visti. Vorrei dire a tutti che una mammografia urgente in Veneto la si fa in 48 ore, ma non a pagamento, nel pubblico in maniera normale. Dopo ovviamente c'è l'altro aspetto importante, che stiamo lavorando sui pronto soccorso per dare al paziente ancora un servizio accessorio, che è quello di avere uno steward, una hostess, definitela come volete, un responsabile di sala d'attesa che dà informazioni, che ti tiene aggiornato sullo stato di avanzamento della tua personale problematica, che ti guida e diventa anche responsabile di tutto quello che è la sala, ma una sala che sarà confortevole, che avrà wifi, che avrà le prese elettriche per caricare i telefonini, perché se tu resti lì qualche ora hai magari necessità di ricaricare un telefonino, avrà l'acqua potabile, video, avrà delle riviste. Sono cose che comunque ci permettono di far capire al cittadino che noi siamo dalla sua parte. E non costano? Tutto costa, questo è un investimento, perché assistere il cittadino è un investimento, poi non stiamo parlando di cifre astronomiche, sarà una grande occasione anche di creare nuovi posti di lavoro, visto e considerato che io spero che i direttori mi ascoltino e assumano magari i neolaureati in medicina che potrebbero turnarsi, fare 6 mesi, un anno e star lì, intanto conoscono pazienti, no? Parlano con i codici bianchi, con i codici verdi, magari i rossi no perché entrano direttamente, però è un'occasione anche per capire che si inizia sempre dal basso. Quando ci si cura si può farsi curare da qualsiasi parte in Italia e anche all'estero adesso. L'eccellenza della sanità veneta può attirare malati, pazienti e quindi fondi? Ma noi li attiriamo già, c'è la mobilità sanitaria, per cui c'è la grande novità che il tuo cittadino va a curarsi in giro per l'Europa e tu paghi il conto.
Quindi i veneti che vanno in giro per l'Europa hanno il conto pagato dal Veneto e viceversa. Noi siamo attrattivi, questo lo si sa, portiamo cittadini e pazienti nei nostri ospedali, li portiamo già da parecchi paesi europei e li portiamo anche dall'Italia, perché molte regioni che sono piene di debiti, che curano male e poi esportano anche a malati. Nessun caso di malasanità, nessun neo in questo quadro che sembra tutto roseo? Beh, guardi, qualche guaio c'è sempre, ma le ripeto, 75 ospedali, 94.000 dipendenti, 2 milioni di accessi pronto soccorsi, solo per darle alcuni dati, ci fanno capire che insomma c'è sempre qualcosa che non funziona, però è altrettanto vero che la qualità totale resta per noi un obiettivo, come accade in azienda, cioè puntare alla qualità totale. Poi fa più rumore una pianta che cade e una foresta che cresce, però è altrettanto vero che io invito i cittadini a concentrarsi su questa foresta silenziosa che cresce, che è quella dei nostri uomini e donne della sanità, che sono eccezionali. Poi dico sempre, se qualcuno è proprio convinto che la sanità del Veneto non funziona, le altre regioni sono a sua disposizione per farsi curare. C'è l'ospedale di Padova, si rifarà quello che è esistente con un project financing con soldi pubblici? A che punto è la questione? Guardi, io la ringrazio per questa domanda. L'ospedale di Padova è certificato che si farà. La procedura è già avviata. La stazione appaltante è il dottor Claudio Dario, ovvero azienda ospedaliera. E abbiamo un proponente, il progetto è ancora sigillato come prevede la legge, arriveremo molto probabilmente alla volta di giugno, quindi tra qualche mese, alla dichiarazione della pubblica utilità e quindi partirà il percorso che poi arriverà all'identificazione di chi vincerà questa gara, una gara importante, sono 650 milioni di euro, l'inizio lavori, il cantiere, la fine lavori, l'inaugurazione e ovviamente i pazienti che entrano. Tutti i soldi pubblici o project financing anche? Guardi, io dovrei dire tutti i soldi pubblici, perché sono soldi nostri che dobbiamo chiedere a Roma, sono 650 milioni. La quota parte di quello che non è pubblico la chiederemo ovviamente sul libero mercato ai privati, funziona così.